Come già annunciato precedentemente da Federica, al termine della gara dei 400 stili assoluti femmine si svolgerà la cerimonia di premiazione delle categorie dei ragazzi, juniores e assoluti. Si portino in zona premiazioni Emma Fabretto, Elena Mazza, Anna Cattapan e Francesca Bertotto. The swimmer Natlacen Gaia e Tiasa Pintar, please report to the victory ceremony area for the victory ceremony. Thank you. Corsa Mernick 1:03.89, il passaggio più veloce è il suo davanti a Rachele Qualla 1:05.17. Rachele Qualla in acqua qui in corsia numero 3, atleta attualmente è la campionessa italiana giovanile di categoria in carica dei 50 e 100 dorso. Queste sono le sue specialità. Nell'estate scorsa, quindi nell'estate 2010, è stata argento ai campionati europei junior nei 100 dorso. Nel 2009 aveva vinto 3 medaglie d'oro al 6 nazioni juniores e l'argento agli europei junior con la staffetta mista. Le 3 medaglie al 6 nazioni, 3 medaglie d'oro sempre relative ai 100-200 dorso e la staffetta 4x100 mista. Sempre nel dorso Rachele Qualla è stata argento alle Ginnasiadi sempre nell'estate del 2009, quindi un atleta che ha partecipato già a diverse rassegne internazionali indossando i colori della nazionale italiana giovanile. Lo ricordiamo specialista del dorso. Rachele Qualla a metà gara 2:12.38 si deve inchinare a Nika Kozamernik, che ha virato al comando in 2:10.44 ai 200 metri, che continua a condurre alla virata dei 250. Si preparano intanto le atlete della prima serie dei 400 stile libero femminile. Le presenteremo nel dettaglio strada facendo e intanto andiamo a salutarle. In corsia 1 Carlotta Meoli, SC Nuoto. In corsia 2 Cinzia Sciocchetti, Ginnasium Pordenone. In corsia 3 il Lane Free Nina Cesar, Gorenica Radovlica. In corsia 4 Jasmine Agnoletto, Veneto Banca Montebelluna. In corsia 5 per la rappresentativa slovena il Lane 5 Maia Cesar ed in corsia 6 Ludovica Galli, Pesaro Nuoto. Tanto ai 300 metri ancora Kozamernik 3:17.16 su Rachele Qualla 3:20.42, poi la Pozzobon segue in terza posizione dalla corsia numero 2. La malavirata delle 2 vasche conclusive. Siamo al touch finale per Nika Kozamernik, 4:23.55 per lei che sale al comando della classifica provvisoria proprio davanti a Rachele Qualla che chiude in 4:27.72 e poi Barbara Pozzobon terza in batteria e nella classifica 4:30.45. Archiviata anche la seconda